Cosa possa determinare i flussi turistici in condizioni di concorrenza è materia ampia che non può essere ridotta ad un paio di motivazioni. Di certo c'è però che l'estate scorsa i comuni della costa veneta, che hanno fatto del turismo balneare un'attività di successo ai primi posti in Italia, hanno accusato una lieve flessione. La concorrenza anche in questo campo è sempre più agguerrita e richiede una risposta corale. Un passo in questo senso è stata la nascita di Venice Sense, primo esempio a livello nazionale di un logo che raggruppa tutte le realtà turistico-balneari della regione, il cui esordio ufficiale ad un evento fieristico si è svolto alla Fiera del Turismo di Stoccarda. Proprio il mercato di lingua tedesca, sempre più attratto anche da altre località low cost d'Europa, è uno di quelli da recuperare. Noi dobbiamo avere tutta una serie di strumenti a disposizione che ci permettano di fare promozione in modo moderno. Modo moderno vuol dire non solo hardware, vuol dire software, vuol dire un pochino tutto. Ecco che questo è un modo di fare promozione assolutamente moderno e l'aggregazione, il portare all'ospite il territorio, non più la singola azienda, è oggi un sistema che ci fa vincere. E anche le spiagge venete hanno capito questo e si stanno organizzando, direi anche molto bene, in questa direzione. Dalla Germania sono anche arrivate delle conferme che indicano probabilmente la direzione in cui continuare a procedere. Quella di Stoccarda è infatti anche una delle più importanti fiere del turismo in plein air e conferisce i riconoscimenti alle strutture ricettive che raggiungono i massimi livelli di qualità dei servizi. Sulle 17 strutture italiane premiate, 9 sono di Cavallino Treporti. Premi speciali proprio anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e anche per il numero di recensioni che queste strutture ricevono, perché sono molto ma molto apprezzate dagli ospiti, in particolar modo poi tedeschi. Questo è il frutto di grandi investimenti che le strutture stanno facendo in questi anni, che rispondono esattamente a quello che sono le esigenze degli ospiti, e gli ospiti ci premiano in termini di presenze e di continuo afflusso durante l'estate.